settimana. Però faccio così, chiedo scusa prima che inizi, che non disturbo. Quindi sicura? Sì, va bene. Massimiliana, sta cercando Luca. No, sta cercando Luca. Luca è lì. È qua? In fondo, seduto. E Luca scappa da Massi. Vedi, il primo gradino. Ah, ok. Massi cerca. Ah, ma Massi è là. Massi è là. Sì, sì.
Insomma, è stata brava, mi sembra, no? No, sì, mi hai messo io. Invece l'altro va andare in discoteca e invece le fai Io adesso sono andato sul panino che sono in classe e a fare pascoletta, andavamo a pescare. È più di noi. Dopo 2 ore fotocopia, parla di mai, Ma non ho capito l'ultimo chi l'ha fatto. l'ultimo non vedo io, No, perché da là vedevo non si che vede neanche io. Stanno dando il cibo alla Marta. Io mi Ragazzi, Dai Marti, bene! Grazie. Edo è bella. Scusa,
Cosa povera? Hai visto come sta facendo? Come ti rifiati? Sì, sì, appunto, un po' bravissima. Cioè, lei è andata lì per dire lei come fare schifo. Ah, lei è andata sei maleducata. Non dicevo che potevamo non lo dico più. Poteva prendere C'è la grigliata di la carne è già Dai
e un applauso anche a tutti voi che avete seguito le vostre ragazze, giustamente complimenti a tutti. Bon, adesso noi abbiamo come autorità abbiamo il presidente degli arbitri della commissione della sezione di Pordenone e abbiamo il nostro sindaco che è anche un nostro tifoso che ci segue sempre in base alle sue disponibilità. Naturalmente oggi il sindaco non è in veste, diciamo, di responsabile amministrazione, è qui come per premiare le squadre, quindi non lo facciamo parlare tanto, non lo facciamo parlare. Ecco. Allora, come vedete abbiamo un paio di trofei, oggi premiamo oltre la prima, la seconda, la terza e la quarta, le due società, la quinta e la sesta sono già andate a casa, che era il 90 e il Sarnico, quindi sono passati stamattina a salutare, le abbiamo già consegnato i trofei e sono andati via. Abbiamo il miglior giocatore, abbiamo il capocannoniere e abbiamo il miglior portiere. Quindi io partirei con le premiazioni del miglior giocatore. Un attimo che vi prendo gli appunti, quindi lasciamo un po' di suspense. Quindi chiamo qui il nostro sindaco. Allora, il miglior giocatore è Argenti Ginevra. Poi andiamo a premiare il miglior portiere. Allora il miglior portiere è Veronica Chiesini, che è dell'Alto di Ventacamini. Le scelte sono state fatte perché non perché è di casa, perché si è veramente impegnata a difendere la porta dell'Alto di Ventacamini. Chiamo qua il presidente della sezione arbitri di Pordenone, il signor Giacomazzi, e premiamo il miglior capocannoniere, che è Manzoni Liga. Chiuso il torneo con non so l'inglese, scusi. Ha chiuso il torneo con 5 gol realizzati. Adesso andiamo avanti con gli arbitri. Gli arbitri non lo facciamo arbitrare la sezione arbitri di Pordenone qui. Quindi chiamo qua tutti e quattro. Vedete qua tutti e quattro. Quindi un grandissimo applauso, perché avere 4 arbitri, una finale femminile è storico, neanche sulle prime squadre si vede.
Allora adesso partiamo con la premiazione delle squadre, quindi la quarta classificata la premia il nostro sindaco e l'Alto Olivenza Academy. Poi la terza classificata è il centro sede Anatisone. Sta qua, Dino. Andiamo con la seconda classificata, il club Altura. E adesso la finalista, la vincitrice, il cappello maggiore. Abbiamo le medaglie. La chiamano seconda. Segniamo, ragazzi, un po' di tifo, avete urlato fino adesso?
Thank you.